Assessore, qui ad Agrigento per presentare il dottore Zappia, nuovo commissario. Mi sembra molto giusto essere qui ad Agrigento, non solo per dare un grande in bocca al lupo al dottore Zappia, del quale conosco per essere anche cittadino della sua stessa provincia, le grandi qualità umane, le grandi qualità professionali, ma da alcune settimane, da quando si stanno insediando i nuovi vertici di tante aziende, mi è capitato di avvertire il senso di responsabilità e il dovere di essere presente io all'insediamento per due ragioni. Anzitutto per creare un meccanismo di squadra che è fondamentale quando ci si occupa della salute dei cittadini, e poi anche per il dovere del ringraziamento. La sanità della nostra regione è stata ed è impegnata in prima linea in una straordinaria emergenza come quella del coronavirus, e quindi essere nelle aziende, poter incontrare i vertici aziendali, poter ringraziare loro tramite i tanti professionisti che operano all'interno di ogni azienda sanitaria, per me è un fatto importante. Ad Agrigento c'è un buon clima, si è lavorato molto bene, anche perché si sono dovute affrontare tante emergenze, non ultima quella dei migranti, e quindi il mio ringraziamento al direttore amministrativo e al direttore sanitario che hanno retto questa fase di transizione, gli auguri di buon lavoro al commissario che sono certo creerà un impulso importante in un territorio che, non dobbiamo mai dimenticarlo, essere tra i più importanti dal punto di vista dell'estensione territoriale e tra i più abbandonati negli anni dal punto di vista dell'organizzazione sanitaria. Ci saranno nuove restrizioni, ricordiamo che Agrigento con Porto Empedocle è stata al centro dell'attenzione con tantissimi casi dovuti al Covid verso i migranti che sono arrivati, Assessore, ma so che ci sono nuove restrizioni in Sicilia, insomma la situazione è un po' allarmante, i dati stanno aumentando. I dati aumentano in tutta Italia ed è anche normale che aumentassero in una fase di riapertura al mercato del turismo, al mercato della vita di ogni giorno e delle attività produttive. La situazione per quanto riguarda la Sicilia va certamente depurata di due dati. Il primo è quello relativo ai migranti. Sui numeri complessivi del mese di agosto hanno un peso significativo perché sono oltre 130 solo i migranti positivi. Poi ci sono alcuni cluster che si stanno individuando e delle misure che il Presidente Musumeci sta assumendo anche in queste ore per chi fa rientro da alcune aree territoriali. In modo particolare ne parlavamo anche fin ieri con l'onorevole Savarino e con gli altri parlamentari di questo territorio. C'è una preoccupazione per chi fa rientro da Malta, dalla Spagna, dalla Grecia, dalla Croazia. Solo in provincia di Siracusa quasi 40 sono i casi di rientro da Malta, e allora grande attenzione, utilizzo di una mascherina il più possibile e sempre, rispetto delle regole di buona precauzione e soprattutto tutela, lo dico sempre in queste giornate, soprattutto ai più giovani, tutela nelle abitudini di ogni giorno. Oggi il virus è sceso moltissimo nell'età media, tanti ragazzi si stanno infettando, grazie a Dio nessuno nella gran parte dei casi ha avuto bisogno di cure in terapie intensive, l'ospedalizzazione continua ad essere bassissima, gli asintomatici la stragrande maggioranza. Però se invece si va a casa e magari l'infezione passa al nonno, non è detto che la prognosi possa essere la stessa. Allora l'appello ai ragazzi è a mantenere il massimo dell'attenzione possibile in questo momento. Commissario, con quale spirito lei arriva ad Agrigento? Una città sicuramente calda per via anche di Porto Empedocle, insomma Porta d'Europa, dove vediamo quotidianamente l'arrivo di centinaia di immigrati, quindi mi riferisco anche all'emergenza Covid e non solo. Allora, io ci vengo con la passione che mi porta a fare questo lavoro, che è uno dei più difficili al mondo, anche perché abbiamo a che fare con persone che stanno male. Io originariamente sono un medico, poi mi sono occupato di organizzazione sanitaria e quindi il fatto di avere il rapporto medico-paziente, di aiutare una persona a poterla curare o aiutarla a stare meglio è quello che mi contraddistingue come cultura. Il fatto di Agrigento so che è una piazza difficile, quindi non ho nessuna illusione di poter fare facilmente le cose che voglio fare, però sono abituato che intanto ho la fortuna di fare un lavoro che mi piace. Ho studiato e studio tanto, continuo ad aggiornarmi, ho la fortuna di avere dei collaboratori e di aver conosciuto fino adesso, poi spero che ce ne siano anche altri,
delle persone che sono in gamba, sarà difficile, complicato mettere tutto questo a sistema e fare in modo che, al di là delle buone intenzioni, tutto il sistema possa andare così come tutti noi ci auguriamo, cittadini e persone che soffrono per primi. Però sono convinto che se fai una cosa che ti piace, se ci credi, se la fai con impegno, se non hai altri interessi, se sei una persona corretta che non vuoi fare l'assolutista e fare lavorare in squadra, ce la faremo. Lei ha già avuto modo di fare un giro nelle strutture ospedaliere agrigentine, si è fatto già un quadro delle emergenze? Allora, io ufficialmente prima di oggi non potevo uscire, da oggi io sono investito di questa mia nuova funzione e ringrazio l'assessore per l'onore che mi ha dato, che è anche un impegno, no? Però io sono abituato, allora, una cosa che poi mi troverete nella mia vita professionale ad Agrigento, come è successo negli altri posti, io mi muovo sempre, andrò a parlare anche con l'ausiliario, con la persona, andrò nel pronto soccorso, andrò a vedere l'ambulatorio, andrò a vedere la polizia, andrò a vedere i fiori se ci sono, se è tagliato. È un modo di fare perché la forma non è la sostanza, ma serve. Allora, noi baderemo alla sostanza come organizzazione, come persone, come strutture, come tecnologia, ma i nostri ospedali e i nostri ambulatori dovranno essere puliti, le sedie nei pronti soccorso, negli ambulatori ci devono essere, se poi c'è un fiore ce lo vogliamo mettere, non sono le prime cose, spero che non mi ritagliate questa cosa, dice il commissario si preoccuperà dei fiori della polizia, che non è una brutta cosa. Allora queste cose andranno fatte in primis nei posti dove ci stanno le persone, quindi poliambulatori e pronto soccorso. Poi se le faremo anche in direzione generale, che mi pare che da un paio d'anni che nessuno la guarda, non sarebbe male, ma sicuramente non inizierò da qua, però per chi mi vuole male... L'indicazione delle frecce non sarebbe male, perché chi arriva alla cittadella ogni volta si perde. Non trovi neanche l'ingresso che si vede bene, quindi la segnaletica orizzontale e verticale, sono una serie di cose, però prima gli ospedali e il distretto, io già in 5 giorni ne ho visti 3, prima che finisce questa settimana, quindi fra oggi e domani io andrò a vedere anche Canichetti e Licata, settimana prossima che tornerò farò il giro dei distretti.